A Trieste dibattito sul porto, il presidente di Evergreen conferma il ruolo strategico dello scalo Giuliano. È ancora in corso a Trieste un dibattito organizzato dal quotidiano Il Piccolo e incentrato sul futuro del porto di Trieste, anche alla luce dei recenti avvenimenti di questi giorni sul tema del rigassificatore. Durante i lavori fuori dalla sede c'è stata una contestazione rumorosa di aderenti al Comitato per la salvaguardia del porto. A seguirlo per noi Giorgio Berz. Il futuro di Trieste e il porto, senza se e senza ma, un argomento quanto mai attuale all'indomani della brusca frenata sul progetto di gas naturale che stava procedendo a tappe forzate verso la realizzazione dell'impianto di Zaule, che vede schierarsi sul fronte del no, oltre a province comuni, anche l'autorità portuale, per la quale il rigassificatore di Zaule è incompatibile con i previsti incrementi del traffico marittimo, poiché andrebbe a incidere sulla movimentazione delle navi. Se ne è parlato a Trieste in un dibattito organizzato dal quotidiano Il Piccolo, presenti tra gli altri il presidente della regione Tondo, il sindaco di Trieste Cosolini e il presidente di Italia Marittima, ex Lloyd triestino e appartenente al colosso taiwanese Evergreen, Pierluigi Maneschi. A lui abbiamo chiesto quanto rimane strategica anche per il futuro la presenza a Trieste di una sede della compagnia taiwanese con i relativi traffici e le attuali condizioni di lavoro presenti nelle banchine portuali. Noi abbiamo sviluppato molto i traffici, soprattutto abbiamo sviluppato quelli di nostra pertinenza che sono traffici nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è uno dei mercati che cresce di più, per noi questo è molto importante, le cose non vanno come dovrebbero andare perché c'è crisi mondiale, quindi non ha niente a che fare con Trieste questo fatto. Tuttavia il fatturato è rimasto, purtroppo manca il profitto. Da rilevare la protesta rumorosa fuori dalla sede del dibattito di alcuni aderenti al Comitato per la salvaguardia del porto di Trieste, che hanno manifestato con un presidio contro il rigassificatore di gas naturale, mentre a pochi metri di distanza sono stati parecchi i semplici cittadini che, pur volendo solo assistere al dibattito in sala, non sono stati ammessi dalle forze dell'ordine a partecipare al forum poiché non registratisi in precedenza. Un controllo più severo che per molti è sembrato la conseguenza diretta di quanto accaduto lunedì scorso in Porto Vecchio, quando un dibattito analogo organizzato dalla Curia triestina era stato impedito da qualche decina di contestatori entrati in sala.